Arizzo è collocato al centro della Barbagia di Bellevue, è un paese di 1300 abitanti a 800 metri di altitudine. È un tipico paese di montagna in quanto è caratterizzato dalla presenza di ricchi boschi sia di castagne, sia di nocciole, sia di lici. La nostra economia è sempre stata legata al bosco e soprattutto a una pianta tipica che è quella del castagno. È sempre stato utilizzato come legno per la produzione delle antiche cassapanche sarde. Ancora oggi sono presenti numerosi artigiani che producono la tipica cassapanca sarda e vengono vendute in tutta Italia. Oltre il castagno inteso come legno, naturalmente il prodotto principe della nostra produzione è la castagna, che è stata sempre prodotta ad Arizzo e veniva anche distribuita in tutta la Sardegna già nell'800. Ma non solo, oltre la castagna, che è un prodotto tipico e caratteristico di Arizzo, abbiamo anche la nocciola, che lo stesso è un prodotto principe della nostra tradizione dolciaria, che viene utilizzato per fare dei dolci tipici. Ma attraverso la Sagra delle Castagne è possibile anche far conoscere quello che è le nostre peculiarità. Ad Arizzo sono presenti numerosi siti architettonici di interesse culturale. Prima fra tutto credo che sia le vecchie carceri che noi chiamiamo Sabovida, perché sono caratterizzate dal sesto acuto. Sono delle carceri che sono del 1600 ed sono state utilizzate fino alla metà degli anni 30. In queste carceri sono stati imprigionati sia delle streghe nel 1600, perché anche ad Arizzo c'erano stati dei casi di stregoneria e l'Inquisizione era presente. Quindi sono registrati proprio il giudizio di una donna accusata di stregoneria. Forse non tutti sanno che quando non c'erano i congelatori, la produzione dei gelati, che da noi si chiamano della carapigna, veniva effettuata appositamente attraverso il trasporto del ghiaccio in tutta l'isola. Ancora oggi noi attraverso questa manifestazione riusciamo a vendere quelli che sono i nostri prodotti. Questo ci consente anche di non abbandonare quello che è stata sempre la nostra economia principale, che è quella legata al bosco.